Il y a un cambiamento nel programma, c'est-à-dire che abbiamo previsto uno serado culturale e parece che è esattamente ciò che speravo, ciò che hai sbagliato. Dunque, mi domandi per qualche minuto di fare come se saresti in train di ascoltare France Culture e vuoi far cagare in solo un minuto. Allora, qui che mi domando di fare culturale, comunque, hai una conferenza tutto presto che vuoi fare delle facoltà delle università, che mi domando, finché io fare delle facoltà delle università, se mi domandavo, perché mi domando poi giovane, ma se mi domandavo a chi so che faria. Qui hai una conferenza tutto presto sull'intelligenza. Allora, andiamo a cominciare. Un tipo intelligente, tu quando comincia a parlare, tu sei. L'intelligenza. L'intelligenza è marcato per il berretto. È il berretto che marca l'intelligenza. Non lo dici perché neanche hanno abbandonato il berretto per mettere la cacchetta. E io avevo spagagnato, te dici. Il berretto marca l'intelligenza. Sapete che hi ha 3 livelli di intelligenza? Quando riflettete, me lo berretto qui, che là sulla orecchia. Quando il mal di capo ti prende qui, a ras di svelti. Si usa il livello di ciò che sapelo, l'intelligenza concreta. Per passo che l'intelligenza concreta ti vuoi spiegare. Sapete un drolle che sa alla scuola, lo regime di la mai, lo vostro drolle è scunchenino e quello che trovo. No, lo regime dirà, lo vostro drolle ha un'intelligenza concreta. Vuol dire scunche patino. E lo mestre se pensa non poi la pena di se mettere ad uso per lo fabbricare. A me ne abbiamo del resto. Lo secondo livello di intelligenza che riflettete e che lo mal di capo ti prende qui al mezzo. Si usa il livello di ciò che sapelo, l'intelligenza normale. L'intelligenza normale per tutte le persone che sono capaci di conoscere un al di un porre. Se sei capace di fare la differenza tra un al e un porre, sei al livello dell'intelligenza normale. Tresciame livello di intelligenza, che riflettete che il mal di capo ti prende qui al cimo del capo. Al livello di ciò che sapelo, l'intelligenza superiore. L'intelligenza superiore è smarcata per quieto del berretto. E sa chi che ha l'intelligenza superiore. La provo, un chepi di gendarme, e a po' di quieto. No, caro pastrorire dei gendarmi, a peccate trapo sa che taligno. No, sapete che lui gendarme vanno toujours per dus? No, seriosamente, sapete che lui gendarme vanno toujours per dus? Un che parla e l'altro che comprende? Che parire dei gendarmi comunque, poi vedi la scadetta parotta e te va a fare linea, sapete? Non mi sapete che lui gendarme ha des voitures pintrado de blu? A me scritto in lettero blanco gendarmerie? No, serioso, Sapete che di Lutena abbiamo delle voiture come abbiamo noi altri? De Russellos, de Grisos, de Blancos, come abbiamo noi altri, gli abbiamo parlato di mercato. Ne perdiamo troppo, cada cop che si arrestava per pissare, ero incapace di tornare a trovare la voitura. Allora l'avevo pintrato in blu e gli hanno fottuto in grosso, in blanco, gendarmerie, comunque arrivo mai che mai a tornarmi la voitura. Non cal parere dei gendarmi, no, seriosamente. No. Est-ce que sapete che hi ha un examen per essere gendarme? No, hi ha un examen, seriosamente, Mi diresti, non sono triats, al cul ben gros, ma sono triats. Non mi volete ensaggiare di fare l'esamen per essere gendarme? Ah, non mi hanno fatto l'esperienza, attenzione, immaginate che volete essere gendarme, io sono l'istruttore. L'istruttore è il più grosso che non ha mai di cervello. Perché qui tutto il mondo può essere gendarme, perché allora l'AIFE non può essere gendarme. Non sapete che l'AIFE non può essere gendarme?
so che ve la provo che lei fenne su petacuglios come los homes. E beh, devo far vedere, attenzione, l'istruttore aquí fa, attenzione, e levo la mano dritta. Acá es la mano dritta. Vai cumprir con la mano derecha. Atención. Acá es la mano gaucho. Vai cumplir. Atención. Derecho, gaucho. Ahora, prendi las dos más. La passi da relesquino. La mescli. Un test la mano derecha. Quello che trovo i gendarmi. Comunque al parere dei gendarmi, sai, è difficile, essere gendarmi. Voglio demandare, avete una brigata, sì? Avete no? Non avete chance. No, Franco, no, avete chance. Un'altra appena orena venuto. Gli hanno gendarmi. Ti dici, l'udaria che venne arrivare dei limus. Il pa così s'appello, l'appella Lucun. Non mi s'appello pa comunque, vuol dire. È caro che lo porto plauso non. E l'altro giorno t'arrivo a me la catriella. La catriella della gendarmeria, pintrato de blu, a me scritto in lettero blanco, gendarme, e no, perché gli avevo detto che al comandare le lettere per pegare qui sulla vettura, su in plastico, si è strumpati la referenza. Ha comandato per il traffico. Sono troppo grossi. Sabe so che fa che? Te peghet. Gendarme d'un costato, mori dell'altro. Allora l'illuminazio dice te, il gendarme che passa, no coglio, è mori che torna. E l'altro giorno, a me la vettura, a me la catriella. Arrivo sulla plaza del villaggio, la plaza, sabes, il y a los tres cafés. Tres cafés aquí sulla plaza. Al centro hi ha el cafè modern. Pues pas trompar en villaggio, si hi ha el cafè modern és toujours lo più bien. Cafè modern és aquí, hi ha polù. Coneixes polù, veleu, saps? Que polù per deshacernos fa 3 anys. E poi de che rire, muriese facendo. L'ha pas perduto come un per un cutel. Se tornem a maritare l'anno passato. Me la remonte. Direi che la remonte era serviziale al caffè. Mi direi se avevo 20 anni che la saltavo. Perché poi che regolarizzasse. La remonte. Come si chiama la remonte? Che non salopo. La remonte salupasso. Bien mauras. Mi direi che a Pelauren lo tren gli ha pas de garo, don lo tren gli è pas passato, ma se io giù la garo lo tren serio passato. Me la remonte. Salopo. Pensa in passa qui per parlare della remonte perché sempre io dire, sai? Alla fine. Arrivami la catriella della gendarmeria, sai, sulla plaza del villaggio. Figa, costat gendarme. Davalo. Fai una parentesa, pensi che hi ha del mondo aquí que han d'experiència, voi vells aquí seràs d'acord amb io per dire que quan on ha viscut un giorno o l'altre de sa vida on se dis bé, s'era demorat al leit hauríem mai guanyat que de me levar e hauríem millor fa de demorar più che de me vese tombar tutte les emmerdes que me sono tombato de sus. E te puoi dire che aquell gendarme aquell giorno se deguet pensar, perché quando andava della catrella così faghetto non sapeva, mi ha meludet, butet lo cisclet della porta e sclash la porta clavado solamente las claus de dins
non ho mai poi di carriere perché se passa che siete arrivati a bus in giuro l'auto devo strappare davanti alla vostra vettura che lavato a me la sclaus de dins on a l'aire cun non ho mai on a l'aire cun in civil e in uniforme e un supplemento aquí doy solución. Usted mete a brandir la vettura per entrare di aprire la porta. Aquí puedes considerar que ya tu villaggio che de barco per vedere spettacoli. Perché lo circo la ben pasca 2 ore, ¿sabes? E allora la seconda causa, puedes telefonare alla brigata per demandare alla SART lo duple. E come sono d'aria arrivati e che sono di Limus, puedes far librar un camion de blanchetto per asagare los autos, perché alla gendarmeria che hanno set lo strappo o la gorgio come de papier bubar, ¿sabes? Allora c'è un'altra idea, anche al caffè moderno. ¿Sabes? Aquí un ya polù, che ora siamo che lo più de Remondo, salopo. Vedi che neanche la conosco la Remondo. Salupasso. Infine, siamo passati qui per parlare della Remondo. Allora, dentro al caffè si presento, perché lupo lu, non cal dire la causa, lupo lu, e i bravi. Lupo lu. La Remondo. Infine. Allora si presenta al polù e dice, che voi potete parlare d'uomo a uomo? Perché attenzione sull'uniforme, lo gendarme, è il nome. Finché poi non offendo. Dice, che voi potete parlare d'uomo a uomo? E come lupo lui, i bravi, dice, e gli spiego su un caso. E dice, avrei spazio una soluzione. E devo buscare una vez se poi musì de fento alla vitra. E lo gendarme va bene se musì de fento alla vitra. E allora, inguglio, va bene? E dice, sì, io musì de fento, dico, voglio entrare di file ferro. Non fa un croc così. Lo caringuglio entre la fento qui e a me lo croc erano a pescare il tituletto. E s'arrivava all'incranca, entrando in cos'è, voglio aprire la porta. Ero contento che il gendarme, te partita mi sono trovato di figlie ferre, come uno pulo che avevo trovato in cutello. E allora ho passato 10 minuti, e tutto in coplo per lui intendere sulla plaza del mondo che risione. Sabe come che hai un merzante vai cielo, che bello di me, che tu ti copi uno sieto e dici cugliardismo alla infendo. Vediamo che, ti è patito, devo essere lucentato. Agaccio, gli avevo belevo 300 persone. Mecca risione. Sei dietro. E Giacomo, Raimondo Davalo te calmi che da un caffè, mi che andare sulla piazza. La Raimondo Davalo, il si scappa, t'arrivo qui. Allora, lupo lui è spicciù, e vedi il passo che gli avevo al sente, perché gli avevo un gran cerchio e un vedi il passo che gli avevo al mezzo. Allora saltavo e facevo, Maracaià! Io avevo un secondo linea del Rubì che ero davanti a che se viro, un moccorel, se vedi a Giacomo, Giacomo va a rire. Io dico, io un gendarme, che hai cugliato tutto e fil di ferro, per la fetta della vitra, e che saggio di pescare un tituletto. E io attacco a ridere, io poi di carriere, il gendarme si nome come un altro, e se poi arrivavo a Bos, può fargli ridere, e spasai mappe del ridere da quel povero tipo. A me no, è Spasel che non fa ridere, è Spasel. Oh, e che cosa che può far ridere? L'altro che? L'altro gendarme, lo che sta in la vettura e che fa il mussi mai a gauzo, il mussi mai a drizzo, il mussi mai a gauzo.